Siccome stiamo parlando a livello di FISM del Veneto di circa 93.000 bambini scolarizzati, solo le scuole paritarie della FISM del Veneto sono presenti nel 45% dei comuni, esistono solo le nostre scuole paritarie dell'infanzia legate alla FISM. Stiamo parlando di circa 12.000 dipendenti, di cui circa 9.000 sono insegnanti, è una cifra enorme legata ai bambini, legata ovviamente all'educazione 0-3 anni e quindi nei nidi e alla scolarizzazione dei bambini 3-6 anni, ed è legata anche al livello occupazionale. Allora, la scuola con queste due sezioni ha 4 insegnanti part-time e altre 2 persone ausiliarie. Il problema che abbiamo è quello unicamente economico. Il problema economico è legato soprattutto al fatto dei contributi, cioè il mancato arrivo dei contributi o il ritardato arrivo dei contributi quando sono previsti sono il disastro per noi, nel senso che noi puntualmente, mensilmente dobbiamo pagare le dipendenti e puntualmente dobbiamo pagare le F24 che assorbono oltre l'80% di quelli che sono i costi della nostra scuola. Siamo in una situazione, io direi, abbastanza di emergenza, quasi drammatica, perché ogni mese non sappiamo dove andiamo a parare per quanto riguarda i contributi, se arrivano o non arrivano, quanti arrivano, gli stipendi da pagare agli insegnanti, per cui stiamo navigando a vista. A questo si aggiungono anche problemi di tipo assenza di insegnanti, malattia e via dicendo, per cui la situazione è abbastanza, io direi, seria, ma più che seria, drammatica. Lei cosa direbbe alla gente affinché vi sostenga? Sì, io ho mandato anche, per dire, quel giornalino delle buste nella parrocchia di Campocroce per raccogliere delle offerte, ma anche lì la rispondenza delle famiglie non è così grande. Ecco, forse bisognerà sensibilizzare di più le famiglie perché tengano più a cuore, sentono più a cuore la scuola come diciamo proprio del paese e il futuro anche di questi figli, di questi bambini.